La cultura del vino in Friuli c'è sempre stata e sempre ci sarà. Che questa cosa che lei ha visto in giro per me non ha senso, perché in quegli orari lì secondo me la gente, anzi sicuramente la gente del friulano soprattutto, è a lavorare. Da fuori dal coro alla fatta fuori dal vaso il passo è stato breve. In attesa di ammirare il servizio di Serenella Bettin per la trasmissione di Mario Giordano sulle baby gang a Udine, la giornalista ha intanto fatto notizia con il post sugli uomini friulani che tracannano alcol e birra e le donne che bevono vino rosso in malinconica solitudine. Questo modo di essere descritti non è affatto piaciuto in città, dove l'aperitivo, ci dicono, va di moda né più né meno che altrove. Questi uomini panciuti ce ne sono in tutta Italia, non solo a Udine. Che si traccanni vino così mi sembra un po' un'esagerazione, dai. E se è capitata in un bar dove ci sono dei pensionati che in Italia abbondano e che si bevono a quell'ora un taglietto, magari è perché la sera non possono uscire. Poi se ha visto una signora con un bicchiere di vino rosso, io non penso che possa per quello dire che... E comunque non c'è niente di male a bere anche un aperitivo, una cosa, cioè ha generalizzato in modo veramente imbarazzante. Udine è un paese di grandi lavoratori. Sì, certo, se la giornalista fosse andata in palestra trovava della gente che faceva sport. In un'osteria capita che qualcuno beva un taglio di vino fuori orario. Non abbiamo trovato avventori con la pancia gonfia di birra o donne sole e tristi attaccate al cellulare e al calice di rosso da intervistare, nonostante l'orario fosse proprio quello in cui ne avremmo dovuti incontrare a decine.